Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra. Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati a Radio Nostra, la nostra mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni. Con me nel cestello, con il microfono ancora chiuso, c'è Rossella, adesso glielo apro, vediamo un po', prova Rossella. No, è sempre chiuso, eccolo qua, adesso è quello, il tasto giusto. Il regista non smette mai di esercitare il suo ruolo di regista. Sì, devo un po' controllare i bottoni, sai, avere il comando dei bottoni. Non ho la valigetta. Sei nella stanza dei bottoni? Sì, senza valigetta però. Beh, allora quello è già una consolazione. Ce n'è qualcun'altra e non saprei. Sì, esatto, e è un po' pericoloso anche il tizio. Devo ammettere che come capigliatura però ti batte alla grande. Beh, quello mi spiace dirtelo. Sì, e anche come colore. Assolutamente. Bene. Però il colpo di tosse non si è sentito perché ho premuto il bottone. Allora andiamo col primo brano. Primo brano, eccolo qua, un brano di Livia Bigi, che sarà cantante romana, che sarà poi nostra ospite verso la fine, con questo brano Sodad. Mostrabes caminholo, es caminho passau tomé. Que mostrabes caminholo, es caminho passau tomé. Saudade, dnešnia terra zanikla.
Saudade, Livia Bigi con noi poi è verso la fine della trasmissione, come di norma, ultimo ospite è sempre un cantante, mentre il primo ospite di oggi abbiamo la solita pillola di Sami, no, Rossella? Samia Buomar che ci parla da Khan Yunis e ci racconta com'è la situazione a Gaza dopo 2 anni e mezzo di massacri, possiamo dire, ecco. Però pare che, insomma, il ministro della guerra israeliano sia molto soddisfatto, Netanyahu, e stanno esportando il modello Gaza anche in Mm, Libano, l'hanno dichiarato sì, loro, è soddisfatto Cioè, anche del nostro governo che dà ragione a Israele. ecco, Mm. quindi sì, sì, quindi distruggere le case, impedire la vita per chissà quanto, perché comunque adesso una delle tante emergenze sono, non so, migliaia, decine di migliaia di corpi sotto le macerie, adesso sta arrivando il caldo e immaginiamoci, insomma, anche se arrivano anche storie di resilienza, come si chiama. Hanno cominciato a usare le macerie per lastricare una strada, perché ovviamente non c'erano strade e quindi così. Va bene, ascoltiamo Sami cosa ci Allora, racconta. ascoltiamo Sami, devo farlo ripartire, vediamo un po', ecco qua. Qui la situazione soprattutto a Gaza è molto difficile, la situazione sanitaria, la situazione umanitaria è sempre peggio, soprattutto da quando ora è cominciata praticamente il caldo. E qui ci sono dei problemi soprattutto sull'igiene praticamente anche dell'ambiente, perché i comuni non stanno funzionando, perché sono stati praticamente distrutti i loro macchinari, tutto quanto. Noi qui abbiamo una sofferenza grandissima, soprattutto per la causa di prove che stanno emergendo